Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati a tutti anche in questo mercoledì 10 novembre nell'appuntamento con l'oroscopo di Radio.0. Amici delle stelle, siamo pronti per andare a scoprire le ultime novità? Iniziamo subito dall'Ariete. Dopo una serie di giornate non troppo esaltanti, ci pensa la luna in Acquario a rimettervi in pista e farvi ripartire, ma non a tutta velocità. Al lavoro, invece di affannarvi per arrivare a tutto, organizzatevi meglio, chiedete collaborazione. Toro, giornata campale con Mercurio, Marte e la coppia Luna-Saturno in conflitto tra loro e con voi. Chi vincerà? Probabilmente il più resistente e ostinato. In coppia a farvi perdere punti interviene la gelosia che vi annebbia la mente e vi fa sragionare. Gemelli, giornata vivace e movimentata, ricca di contatti per voi. Avete in testa tante idee e progetti e riuscirete presto a coinvolgere anche chi vi è accanto. Molto bene i rapporti in questo periodo, alimentati non solo dal sentimento ma anche dalla condivisione di interessi con l'altro. Amici del Cancro, per voi un rapporto sincero e complice con il partner in questi giorni. Vi raccontate tutto senza omissioni di particolari, semplicemente perché non avete nulla da nascondervi. Passionalità e condivisione griffano il rapporto di coppia, le ombre del passato non vi possono toccare. Leone, famiglia logorroica e un po' indiscreta. Se c'è una cosa che non sopportate è che si vadano a raccontare in giro le vostre faccende private. Oggi starete troppo sulla difensiva però per lasciare qualche spazio all'ipotesi di un intermezzo amoroso. Vergine, buona giornata per chi lavora nel ramo commerciale, soddisfacente sia sotto il profilo finanziario che umano. L'importante è non chiedere troppo. In famiglia date un colpo alla botte e uno al cerchio. Con un po' di diplomazia tutto gira per il verso giusto. Bilancia, dalla vostra il bel trigono della luna che vi regala buon umore e desiderio di contatti umani, disponibilità e condivisione nelle relazioni sociali per voi. Nella lista delle cose da fare un concerto da non perdere e un progetto da coltivare dopo averne attentamente valutato i costi però. Scorpione, la luna infastidisce con una quadratura Marte e Mercurio nel segno. In famiglia anziché tirar fuori il pungiglione fate leva sul buonsenso. Se in affari raccogliete meno del previsto siate pazienti e aspettate che le cose prendano un'altra piega. Sagittario, la luna briosa vi strizza l'occhiolino, meno frizzanti invece Marte e Mercurio, assopiti nelle retrovie, forse il vostro sorriso oggi sarà un po' meno contagioso. Ricordatevi d'altra parte i benefici della camminata o della pedalata, se il clima lo consente approfittatene oggi. Passiamo quindi al Capricorno, al lavoro occhio a non farvi prendere la mano da collere controproducenti e desideri fuori luogo che vi remerebbero contro destabilizzandovi. Positivi in giornata Marte e Mercurio, vessati però dalla Luna. Oggi meglio non mischiare amicizia e denaro. Acquario, scintille al lavoro oggi, soprattutto se avete un'attività in proprio che non gira come dovrebbe e come avevate supposto mandandovi in fibrillazione. Conflitto aperto anche con i familiari, uno più battagliero dell'altro, si becchino pure tra di loro, ma che lascino da parte voi. E chiudiamo infine con i pesci. Nel mezzo sta la virtù, così sentenziavano i latini. Mettete quindi un freno alle vostre aspirazioni eccessive, ma non siate, per paura della sfida, troppo rinunciatari. Le emozioni sono tenute a bada fin qui. Se ogni tanto qualche polemica esplode, lasciatela sfumare da sé. Ed è tutto quindi anche per oggi dalle nostre stelle del giorno. Appuntamento a domani, sempre qui, sempre alla stessa ora con tutte le ultime novità. Intanto a tutti una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0